La Candelora di Monsignor Ventimiglia in piazza, scampanio di campane, tanti fedeli che si muovono tranquillamente seguendo con disciplina le regole volute dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e il piano di emergenza. C'è un percorso tutto stabilito, transennato, si entra in cattedrale da via Vittorio Emanuele. Tantissime le messe, l'ultima, quella solenne, celebrata dall'arcivescovo Luigi Renna. Il popolo di Agata, così confidenzialmente viene chiamata la santa patrona di Catania dai suoi devoti, si è riunito in cattedrale. Sin dal primo mattino chiesa stracolma di gente desiderosa di assistere ai primi momenti della festa che celebra il ritorno a Catania delle reliquie della martire da Costantinopoli. Oggi è l'897° anniversario. Sacco bianco, scuffiette in testa e sventolio di fazzoletti con le immancabili invocazioni nel momento più emozionante, l'apertura della cameretta e il ritrovarsi al cospetto del busto reliquiario di Sant'Agata. Tutto si è svolto secondo il tradizionale cerimoniale. Il primo giro di chiave per aprire la porta lo ha dato l'arcivescovo, il secondo il sindaco della città. Per il neocittadino Enrico Trantino è stata la prima volta. Il simbolico saluto ai fedeli e poi il busto è stato posto sul tronetto accanto all'altare maggiore. Dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, adesso si possono anche baciare le reliquie. Baciare la reliquia non è un gesto magico, perché il bacio è segno di amore. E baciamo con amore le reliquie di Sant'Agata e al bacio deve seguire un atto di fede e i primi a baciare le reliquie dopo il tempo della pandemia saranno questi bambini, simbolo dell'innocenza e del futuro della nostra città. La benedizione e l'augurio di vivere bene la giornata di festa. Vi do la mia benedizione, sia giornata di preghiera, di conversione, di vita sacramentale, la confessione e la comunione, ma sia anche una giornata in cui pensiamo ai più poveri. Se vicino a casa nostra c'è una persona sola, anziana, ecco, invitiamola a pranzo oppure portiamo qualcosa. La stangata è servita sulla strada per le vacanze e mentre lo Stato incassa oltre 2 miliardi di euro dal gettito sui carburanti, gli automobilisti incassano un'altra batosta come se non bastassero le tante accise, oboli che si trascinano dal dopoguerra e che tartassano chi si muove su 2 o 4 ruote. Nonostante l'obbligo di esporre ai distributori cartelli con il prezzo medio dei carburanti, i prezzi alla pompa corrono con Assoutenti che segnala aumenti da 14 giorni consecutivi. Spostarsi costa, così l'umore dei vacanzieri non è dei migliori, specie per chi fa lunghi tragitti. Al nord è uguale, ragazzi, non cambia assolutamente niente, solo che in autostrada costa un po' di più. Da Milano in Sicilia finora quanto vi è costato? Quanto ci è costato? 2 piene e mezzo, 300 euro. Il pieno è d'obbligo. Da dove venite? Veniamo da Roma. Destinazione? Scala di Turchia, Agrigento. Diciamo così, la strada è bella, però i carburanti non ci aiuta. Traffico, poco traffico, questo è sintomo, non lo so, di malessere generale, vuol dire perché i prezzi dei carburanti sono alle stelle, anche se vedo che qua sono più bassi rispetto al nord. In Umbria si attestavano intorno ai 2,24 servito, 2,34. Per risparmiare, oltre al self-service, questo ragazzo ha deciso di restare in Sicilia. La benzina è altissima, come si può vedere, quindi comunque ci godiamo la Sicilia, anche se potremmo goderla a prezzi più ragionevoli. Per l'alta volatilità dei prezzi dei carburanti, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulla rete nazionale. Dal 1 agosto sono stati effettuati 1230 interventi, trovando irregolarità in 325 casi, con la contestazione di quasi 800 violazioni. Ed insorge il Codacons che annuncia una raffica di esposti. Chiediamo alla magistratura di intervenire sui rincari che si registrano in occasione delle partenze degli italiani, aprendo un'indagine tesa a verificare la possibile fattispecie di aggiotaggio. Vogliamo capire quale sia la causa dei repentini aumenti dei listini alla pompa e se vi siano possibili manovre speculative finalizzate ad alzare i prezzi in occasione degli spostamenti dei cittadini.
La guerra dei cieli assume contorni europei. Dopo Ryanair, contro il decreto del governo italiano sul caro voli, scende in campo l'Associazione Europea delle Compagnie Aeree, Airline for Europe. Il quadro è noto: da una parte le compagnie che appoggiano la propria tesi sul libero mercato, dall'altra l'Italia che vuole evitare speculazioni. Airline for Europe si rivolge alla Commissione e, lamentando un possibile effetto domino in altri paesi, chiede se il provvedimento non violi il diritto delle compagnie aeree di competere fra di loro fissando prezzi e servizi. Per il Ministero delle Imprese del Made in Italy, però, le misure annunciate sono pienamente in linea con le direttive europee in materia di tutela dei consumatori. C'è poi la tutela della privacy con l'algoritmo, che il Ministero definisce una pratica commerciale distorsiva. Infine l'affondo. Il tema fondante è quello delle speculazioni che hanno coinvolto molto da vicino la nostra isola. Il Ministero ha infatti ribadito di essere intervenuto dopo fenomeni speculativi evidenziati dal garante della concorrenza nelle tratte da e verso la Sicilia. Basta tornare al passato, anche quello più recente, per rendersi conto della situazione. Lo ha fatto l'ENAC, che ha appurato come il costo dei biglietti sia cresciuto in modo del tutto anomalo proprio in coincidenza con eventi come il deragliamento del treno merci nei pressi della stazione di Firenze Castello o dell'alluvione in Emilia-Romagna, quando non erano utilizzabili altri mezzi di trasporto. Lo stesso è successo lunedì scorso in Sicilia, quando a causa della cenere è stato chiuso l'aeroporto di Catania, con voli per Milano che arrivavano a costare fino a 500 euro o oltre. E la situazione non cambia molto in questi giorni, visto che è periodo di rientro. Se un volo da Fontanarossa a Milano da acquistare nelle prossime 24 ore costa attorno ai 400 euro, i prezzi incominciano a scendere solo a partire dal weekend. Insomma, la guerra dei cieli continua e il costo dei voli, complice il periodo, intanto resta alto per una regione che chiede una continuità territoriale mai attuata. Il minuzioso racconto agli investigatori della squadra mobile di Agrigento di uno dei 49 migranti che erano a bordo del barchino salpato da Sfax, agganciato e depredato nella tarda mattinata di sabato dai pescatori pirati, ha portato al fermo dei 6 tunisini dell'equipaggio del peschereccio Zora. Il GIP di Agrigento Stefano Zammuto ha convalidato il fermo e ha disposto per tutti gli indagati la custodia cautelare in carcere, contestando loro il reato di pirateria. Secondo l'accusa, e grazie anche alla testimonianza del migrante, i pescatori pirati tunisini hanno rubato il motore del barchino in ferro e il denaro di cui erano in possesso i 49 migranti. Intanto si è svuotata in parte l'area pre-identificazione del porto di Porto Empedocle, dove ieri sera sono stati trasferiti circa 600 migranti provenienti dall'hotspot di Lampedusa. La nave Galaxy ha trasferito anche la salma di un migrante sulla quale è stata disposta l'autopsia. Dinanzi alla struttura stamani si è svolto un pacifico flash mob dei laici comboniani di Agrigento per esprimere vicinanza ai tanti ospiti e nel contempo per denunciare le lacune. Il prefetto Filippo Romano, presente alla manifestazione, ha assicurato la rapida realizzazione di un centro d'accoglienza nei pressi del porto. L'area pre-identificazione tornerà a riempirsi tra stasera e domani all'alba con l'arrivo di 800 migranti. Uno scooter con 2 persone a bordo, il passeggero scende e ha una pistola, si sentono esplodere alcuni colpi. È la scena ripresa in video e in audio dallo specchietto multimediale di un'auto che stava transitando a Catania sul corso Indipendenza all'altezza con via La Marmora. Un tentato omicidio avvenuto il 27 aprile scorso, immortalato dalla telecamera e che ha fatto pienamente luce sulla gambizzazione di un 27enne. La vittima, centrata con 2 colpi, è rimasta ferita al ginocchio ed è stata giudicata guaribile in 15 giorni. A sparare, secondo l'accusa, sarebbe stato Giuseppe Concetto Piterà, 32 anni, mentre alla guida dello scooter c'era il 32enne Mario Leonardi. I 2 sono stati arrestati dalla squadra mobile di Catania per tentato omicidio aggravato, porto e detenzione illegale di una pistola con matricola a brasa e ricettazione. Durante le indagini, il 9 maggio scorso, la polizia ha proceduto all'arresto di Leonardi perché trovato in possesso della pistola calibro 7,65 che dagli accertamenti balistici effettuati è risultata quella utilizzata da Piterà. Dopo le formalità di rito, Piterà è stato condotto in carcere. A Leonardi il provvedimento restrittivo è stato notificato in cella dal momento che era già detenuto. Siamo a quota 2800 metri. Sul livello del mare a Etna Nord. In questo momento stiamo conducendo i nostri turisti qui nell'area per ammirare l'area sommitale del vulcano in sicurezza e come dicevamo questa mattina anche abbiamo
ricevuto un afflusso un po' più importante di turisti rispetto alla scorsa settimana, quindi l'incremento è avvenuto in questo periodo. Dopo lo stop di un giorno per l'eruzione di Ferragosto si torna dunque a salire sul vulcano e si riparte dopo la flessione del 30% di presenze turistiche dell'anno scorso. Nel mese di giugno e luglio abbiamo avuto un forte calo, dovuto soprattutto all'inflazione, al caro prezzi e poi anche al fatto che di recente si sono aggiunti problemi all'aeroporto con numerose disdette. Si partiva l'anno scorso con un numero di 30-40 persone, quest'anno per i 2 mesi interi non abbiamo superato le 10-12 unità al giorno, quindi sto parlando per l'escursione in area sommitale. L'Etna comunque resta la meta preferita soprattutto di francesi, olandesi e belgi, fra i più appassionati del vulcano. Rientrato all'allarme dopo l'eruzione e l'emissione di cenere, nella sala operativa dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania l'osservazione è costante. L'attività di degassamento dai crateri della Bocca Nuova e da sud-est segnano un rientro della fase eruttiva. Non si può escludere, dicono però dall'INGV, un'evoluzione dei fenomeni in corso verso un'attività effusiva sommitale. Tutto sull'Etna, si sa, è in continuo divenire da sempre. Piazza Europa, lungomare di Catania, lo spazio sport non è stato ancora inaugurato. I rifiuti comunque sono sotto i muretti, gli attrezzi ginnici, divelti e riposizionati. La segnalazione di una telespettatrice alla nostra chat WhatsApp al 342 74 55 005 per la rubrica Ditelo al vostro TG. Camminando a piedi, dice la telespettatrice, vedo il degrado e l'incuria di strade e piazze. Lo spazio sport, aggiunge, è stato realizzato con i fondi PON e costato 600.000 euro. Lo vediamo, scartati gli imballaggi dagli attrezzi per l'attività fisica, sono stati già utilizzati dai cittadini incivili senza autorizzazioni e senza alcun collaudo. Una delle attrezzature, lo vediamo, racconta la telespettatrice, era stata staccata e abbandonata dentro l'area. Poi gli operai della ditta del cantiere hanno rimesso a posto e questa volta assicurato meglio l'attrezzo al terreno. Segni di inciviltà urbana, l'amaro commento della telespettatrice, lontano da quei paesi che queste aree le vivono e le rispettano. Finalmente campionato, vigilia per il Palermo che domani sera al San Nicola giocherà contro il Bari per la prima giornata di Serie B. Un anticipo di lusso. I rosanero sono candidati da outsider alla promozione, la società ci sta lavorando. Eugenio Corini sa bene che partire con un risultato positivo darebbe già uno slancio importante. Il modulo è sempre il 4-3-3, con possibilità di cambiare gara in corso come visto contro il Cagliari. Aurelio è l'unico indisponibile, per il resto l'organico al completo, anche se ancora servono ulteriori rinforzi. C'è la volontà di fare delle cose, le vedrete nei prossimi giorni, non sicuramente prima di Bari, ma la società sta lavorando secondo me nella maniera giusta e come dicevo abbiamo fatto un mercato per alzare il livello della rosa, vogliamo completare questo mercato e di conseguenza ho chiesto determinati giocatori e spero e penso che possano arrivare e sicuramente arriveranno dopo Bari, cui in questo momento va la nostra totale concentrazione contro una squadra. Prima appunto dicevo che il Cagliari ha vinto i playoff, dunque è una squadra che è stata competitiva per vincere il campionato e poi è riuscito a vincerlo. Il Bari lo è stato altrettanto perché insomma ha perso una finale playoff a 2 minuti dalla fine. In avanti domani al San Nicola si procederà con quello che Corini ritiene il tridente titolare. Insigne è confermato sulla destra, Brunore al centro e Di Mariano a sinistra. Soleri, Mancuso e Valente partono dalla panchina pronti ad aiutare a gara in corso. Per il resto tutto confermato con il doppio regista Stulas Gomez nel Bari, tridente offensivo formato da Moracchioli, Nasti e Sibilli.